i giudici e poi avremo lo start per la gara che assegna il titolo migliore. No, perché il minimo è Eccola via la serie degli 800. Intanto invitiamo per la premiazione del Martelli due allievi che ancora si devono presentare, ovvero Luca Solesini e Michele Fiorito del Bus Parma. Ripeto, Luca Solesini e Michele Fiorito del Bus Parma qua al podio per la premiazione del Martello. Serie degli 800 metri juniores con tempo migliore di entrata che l'1.54,79 di Riccardo Tamassia della Fratellanza, poi c'è l'1.55,05 di Damiano Guerresi della Calcistruzzi Corradini, l'1.57,95 di Matteo Pegogliani, da seguire anche Gabriele Pizzotto sempre del Bus Parma. Un gruppetto compatto con 4 atleti davanti a tutti. Sono arrivati anche i risultati degli 800 allievi, chiaramente però aspettiamo la conclusione di questa gara juniores per darvi la lettura. Proviamo lo sprint conclusivo. Tra le 24 Gabriele Pizzotto del Bus Parma dovrebbe aver avuto meglio proprio l'ultimo Sofia con tempo di 1.54 e 0.4 su Damiano Guerrieri della Calcistruzzi